È stato perito per il Tribunale di Treviso, Camera di Commercio e soprattutto per qualsiasi professionista che poteva essere un avvocato o qualsiasi cosa che aveva una causa in piedi, eccetera, si rivolgevano a lui perché di fronte a destinare un valore a un quadro dovevano passare per forza per lui. Lui era Vincenzo Pino Pezzella, antiquario e uno dei volti della Treviso del boom economico. Nato a Padova da famiglia napoletana, ha portato a Treviso l'eleganza partenopea. Eccolo nel lungomare napoletano dove spesso si recava per ricaricare il suo talento per l'arte. E a Treviso, se c'era da stimare un quadro o una statua, il telefono da chiamare era quello di Pezzella. Lui è stato per un periodo consulente dell'Arma dei Carabinieri e anche della Guardia di Finanza a Treviso, quando trovavano qualcosa, eccetera, e magari non sapevano bene come dovevano muoversi, avevano anche la sua consulenza. Un talento che ha coltivato anche con esposizioni importanti, non solo nella sua galleria di Via Canova, ma in tutta la Marca e nel Veneto, fino a qualche anno fa, quando aveva deciso di ritirarsi per l'età e l'inizio della malattia. E domenica mattina, a 86 anni, Vincenzo Pezzella ha lasciato per sempre la sua Treviso, quella che ha coperto d'arte con i Ciardi, Dinetto e tante altre opere divenuti nel tempo veri e propri tesori per chi ha seguito i suoi suggerimenti. Ora il testimone l'ha preso il figlio Antonio e in parte il nipote Alberto. Alle generazioni della mia età in poi credo che lasci molto perché la grande passione del collezionismo, dell'arte e di andare a curiosare qual è la nostra storia dell'arte a Treviso.